Buongiorno, benvenuti al Focus TG. Siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Tante notizie di cronaca che vedremo in apertura di telegiornale. Poi parliamo anche del Covid, che nonostante il governo abbia deciso di eliminare le tantissime restrizioni a partire veramente dalle prossime settimane, insomma, rialza la testa e ci mostra dei dati che inquietano un po', visto quello che abbiamo vissuto negli ultimi 2 anni. Ci sono i venti di guerra che continuano a soffiare alle porte dell'Europa e a creare problemi, situazioni complicate anche da queste parti. Abbiamo la pagina culturale come sempre, abbiamo un'ora da passare assieme con il Focus TG che apriamo con un augurio a tutti i papà nella giornata di San Giuseppe e ovviamente poi anche nel corso dei nostri telegiornali ne parleremo più diffusamente. Cominciamo però con la cronaca che arriva da Padova. In questo caso un agente della questura è stato scoperto a utilizzare in modo illegale i buoni della benzina. Vediamo. Avrebbe sottratto tessere e buoni carburante della Polizia di Stato per rivenderli e guadagnarci per un valore di oltre 381.000 euro. Un 51enne ex assistente capo della polizia, che all'epoca dei fatti contestatili tra l'ottobre 2015 e il luglio 2017 era responsabile della sezione carburanti dell'autocentro di polizia a San Lazzaro, è sotto processo. Fu lo stesso Ministero dell'Interno ad accorgersi dei pesanti ammanchi durante un'ispezione. L'ex ispettore avrebbe consegnato le tessere e i buoni per 600-700 euro a settimana a un complice che li acquistava pur sapendo che la loro provenienza era illecita. Da Treviso invece ci arriva la notizia di un incendio divampato nella notte in un'abitazione. È rimasto intossicato un 39enne, ma in ospedale è finito anche un vigile del fuoco tra quelli impegnati nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza. Notte di paura, quella appena trascorsa nel quartiere Sant'Antonino di Treviso per un incendio divampato in un'abitazione di via Visentin. Le fiamme hanno interessato anche una casa vicina. L'allarme è scattato intorno alle 3:30, immediato l'arrivo sul posto dei vigili del fuoco che hanno spento l'incendio. Il proprietario dell'abitazione, un 39enne rimasto intossicato dal fumo, è stato trasportato al Caffoncello. In ospedale anche un pompiere di 35 anni colto da malore, forse dovuto al calore sprigionato dall'incendio. La struttura è stata dichiarata inagibile. Sono ora in corso accertamenti da parte dei tecnici dei vigili del fuoco e dei carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Treviso per chiarire le cause del rogo. Andiamo ora a Venezia per una vicenda, l'ennesima purtroppo di quest'anno, che pure non è iniziata da tanto tempo, di minacce e stalking nei confronti di una donna. Minacce anche di morte e frasi intimidatorie di disprezzo e offesa inviate alla ex compagna e al suo attuale fidanzato, perseguitati al cellulare con 400 sms e 300 whatsapp. E con queste accuse che è stato rinviato a giudizio per stalking nei confronti dell'ex compagna il suo ex convivente, un commerciante 53enne veneziano e residente a Lido e gestore di una nota attività commerciale lungo il Gran Viale. L'uomo è accusato di aver perseguitato per mesi la sua ex. Gli episodi davanti a testimoni e alla figlia di appena 7 anni. Stando alla ricostruzione della Procura di Venezia, i fatti risalgono tra l'agosto del 2018 e il febbraio del 2019, ovvero a partire dalla fine della loro relazione. Ora andiamo in provincia di Vicenza. Ricorderete il duplice omicidio che ha scosso non solo il vicentino ma il Veneto, un giovane accusato di aver ucciso il padre e la madre. Ha risposto al giudice durante l'interrogatorio e avrebbe confermato la prima versione. Sentiamo. È stato interrogato Diego Gugole, il 25enne, accusato di aver ucciso a colpi di pistola i genitori Sergio e Lorena nella loro abitazione di Chiampo, un duplice delitto che lui stesso ha confessato quando si è presentato alla caserma dei Carabinieri. Il giovane ha risposto a tutte le domande, come ha riferito il suo legale, l'avvocato Rachele Nicolin. Il 25enne ha confermato sia le dichiarazioni fatte quando si è costituito, sia la spiegazione, ovvero il movente del delitto. La legale, che ha trovato il giovane spaesato come nei giorni scorsi, si è però opposta alla custodia in carcere perché non ritiene ci sia la necessità.
non esistendo secondo lei né il pericolo di fuga né quello che ripete i reati. Non ci sarebbero insomma le esigenze per il carcere, altrimenti, affonda il colpo l'avvocato Nicolin, sarebbe una specie di anticipazione della pena prima del processo. In serata però il magistrato avrebbe confermato la custodia in carcere per Google. Intanto la procura di Vicenza ha disposto l'autopsia sui 2 corpi che verrà effettuata nei prossimi giorni. E si è in attesa anche dell'esito dell'autopsia sul corpo della 53enne Claudia Bernardi, ritrovata senza vita, ricorderete, a Venezia. Sono molti i messaggi di solidarietà giunti al papà Paolo nelle ultime ore. Potrebbe essere stato un mix letale di farmaci a uccidere Claudia Bernardi, l'ex modella 53enne trovata morta nella sua abitazione veneziana in Sestiere San Marco, tra Campo Sant'Angelo e Campo Santo Stefano. È stato il papà Paolo, ex ispettore doganale in pensione, a chiamare la polizia, non sentendo la figlia da giorni e non riuscendo a entrare in casa perché privo delle chiavi. La porta infatti era chiusa dall'interno. Contattato, il padre, molto provato, non se l'è sentita di comparire davanti alle nostre telecamere, ma si è abbandonato a uno sfogo telefonico in tutto il suo dolore. Ho visto molto affetto nei confronti di Claudia, ha detto, erano in molti a volerle bene. Lei ha avuto una vita travagliata, prosegue, ma era una persona buona e generosa. Quando gli agenti della polizia lagunare sono entrati in casa, aiutati dai vigili del fuoco, il corpo di Claudia, mamma di un 18enne, era a terra. Sul corpo dei lividi, alcuni compatibili con la caduta a terra, ma anche un occhio nero e una finestra rimasta aperta. La casa era in disordine, aspetti che hanno spinto gli investigatori col medico legale a un primo esame esterno del corpo, in attesa dell'autopsia. L'indagine medico-scientifica ha però escluso una morte violenta. Più probabile che a uccidere Claudia sia stata un'overdose letale di farmaci o sostanze sospette sequestrate dalla polizia, ma questo potrà rivelarlo solo l'esame autoptico. E oggi alle 15 si terranno a San Floriano i funerali della mamma di 41 anni scomparsa dopo aver lottato a lungo contro un male incurabile. Se n'è andata, circondata dall'affetto dell'amato compagno Alessandro Zandarin e del loro piccolo di 8 mesi che lei, Janaina da Silva Marquez, aveva voluto dare alla luce nonostante le preoccupazioni dei medici. Janaina, a 41 anni, nel 2002 aveva scoperto di avere un tumore cerebrale, una battaglia contro il male che aveva affrontato con grande forza di volontà, supportata dall'amore proprio del suo Alessandro, che aveva conosciuto in Brasile, paese natale della donna, dove lavorava come modella. Una storia inizialmente vissuta tra Italia e Sud America fino al trasferimento di Janaina a Castelfranco, dove aveva continuato le cure contro la malattia, l'uno accanto all'altro nell'affrontare le gioie ma anche i dolori che la vita aveva messo loro davanti. Nel novembre 2019 Alessandra aveva vissuto il dramma della perdita della figlia 19enne Giulia, morta in un incidente stradale a Musile di Piave, nel quale era rimasto gravemente ferito il fidanzato della ragazza, Alberto Antonello. Una tragedia che li aveva segnati e che avevano tentato di affrontare con l'amore che li legava. Poi, lo scorso luglio, la gioia per la nascita del loro bimbo, un miracolo vista la malattia di Janaina, ma lei non si era mai arresa, decisa a portare a termine la gravidanza. Subito dopo il parto le sue condizioni di salute sembravano migliorare, aveva potuto stringere tra le braccia il suo piccolo. Poi però la situazione si è aggravata fino a mercoledì, quando il sorriso di Janaina si è spento per sempre. Torniamo alla cronaca perché ci sono novità sulle indagini riguardanti la morte sul lavoro di un giovane di Onara di Tombolo. È stato indagato il fratello. Disposta l'autopsia sul corpo di Daniel Bianchi, il 25enne di Onara di Tombolo, morto folgorato da una scarica elettrica durante la potatura di un albero. Indagato il fratello del 25enne che era al lavoro con lui. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo sull'infortunio mortale avvenuto mercoledì mattina all'interno di un giardino di un'abitazione di Cartura. Un atto dovuto per garantire di fare chiarezza al meglio sulla morte del giovane. I 2 fratelli Bianchi, titolari di una piccola impresa di giardinaggio, stavano effettuando un lavoro di potatura. Il fratello maggiore si trovava in un cestello elevatore a 10 metri d'altezza quando per sbaglio il mezzo ha toccato i cavi dell'alta tensione. Daniel, che era a terra, ha cercato di spegnere il furgone e ha toccato il camioncino che, facendo da ponte, ha trasmesso la scarica elettrica mortale. Nonostante l'intervento dei medici del 118, per il 25enne non c'è stato nulla da fare ed è morto sul colpo sotto gli occhi impotenti del fratello maggiore, che non ha potuto far niente per salvarlo. Il furgoncino con il cestello elevatore è stato sequestrato.
Nel pomeriggio di ieri un pauroso incidente in Viale Diaz a Vicenza. Vediamo le immagini. È servita oltre un'ora di lavoro alle squadre di Vigili del Fuoco di Vicenza per estrarre con le cesoie e martinetti gli occupanti feriti di un'auto che in Viale Diaz è letteralmente volata contro un furgone che viaggiava in direzione opposta. La dinamica del sinistro avvenuto nel pomeriggio è ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri della polizia locale, che stanno cercando di capire come la Toyota Yaris sia riuscita a scavalcare il cordolo di cemento che divide le carreggiate, invadendo la corsia opposta. Coinvolta di striscio anche un'altra auto, mentre miracolosamente è uscito illeso il conducente del furgone cassonato centrato in pieno. Adesso una notizia che è di cronaca per ovvi motivi, ma insomma riguarda l'arte, la cultura, riguarda il Veneto. A 200 anni dalla morte del Canova, di cui cominceranno a breve le celebrazioni, è stata ritrovata in Inghilterra una statua che si riteneva perduta. È una versione della Maddalena giacente, di cui alla Gipsoteca di Possagno è custodita la prova in gesso, quella che è ritenuta la base poi per l'opera. L'opera è stata ritrovata incredibilmente in Inghilterra, in pratica nel giardino di un'abitazione. Era stata comprata 20 anni fa da una coppia britannica per poche migliaia di sterline, come una normale statua da giardino. Poi ha fatto qualche giro, come si suol dire, e adesso è finita all'asta, e la famosa casa d'aste Christie's la batterà, come si suol dire, per una cifra che potrebbe oscillare fra i 5 e gli 8 milioni di sterline. È una notizia incredibile. Mario Guderzo, ex direttore del Museo Gipsoteca Canova di Possagno, dice: si tratta di un miracolo. Quest'opera è stata cercata per decenni dagli studiosi, si riteneva che fosse stata perduta ed è vista come davvero un passaggio fondamentale nello studio del Canova. Vedremo poi che cosa succederà. Sentiremo anche le persone interessate, sentiremo critici dell'arte per capire davvero questa vicenda di cui parla oggi il Gazzettino, e che ha dato il via a una ricerca spasmodica di informazioni e di approfondimenti su questa Maddalena del Canova. Quindi vi diamo appuntamento poi nei prossimi giorni per capirne di più. Torniamo alla cronaca. Andiamo a sentire i risultati dell'interrogatorio di un giovane accusato di tentata violenza sessuale a Mogliano. Non volevo violentarla, sono stato frainteso. Sono queste le parole del 28enne albanese davanti alla GIP. Si è difeso dalle accuse mosse dalla giovane, che ha raccontato tutta un'altra versione. La ragazza sotto shock ha riferito agli investigatori di essere stata aggredita violentemente, palpeggiata e presa per il collo. I due si sono incontrati in un parcheggio nei pressi del sottopasso ferroviario. Si conoscevano di vista e l'uomo ha fermato la 28enne che in bicicletta stava rientrando da una serata con gli amici. Avrebbero trascorso un po' di tempo insieme. Fin qui sembra che le versioni coincidano. Poi le due versioni divergono ovviamente, perché lui nega nella maniera più categorica di aver mai fatto profferte sessuali, né aver mai tentato di violentare questa ragazza. Dice che tutto si è trattato di un equivoco. L'avvocato Giorgio Pietramala di Venezia parla anche di quelle mani sul collo viste dai vigili del fuoco che hanno salvato la giovane. Ecco, questo gli è stato contestato dal giudice e lui ha risposto dicendo che si è trattato di un equivoco. Lui ha fatto un gesto che è stato mal interpretato dai pompieri che sono passati lì per caso quella notte. E cioè cosa voleva fare? Ma lui ha detto che voleva sostanzialmente evitare che questa ragazza potesse avere problemi con le macchine che stavano passando, visto che lei camminava in mezzo alla strada. Il fermo del 28enne è stato convalidato e nonostante il legale avesse chiesto la misura degli arresti domiciliari, il giudice ha deciso per la custodia cautelare in carcere. Ora faremo il ricorso al Tribunale del riesame per poter cercare di dimostrare l'insufficienza di gravi indizi. Ora saranno importanti le immagini delle videocamere già acquisite dai carabinieri per ricostruire quei momenti. Intanto il 28enne pregiudicato rimane in carcere. Nel 2016 il giovane albanese era stato accusato di maltrattamenti nei confronti della compagna e di aver pestato assieme ad una banda un cameriere, facendolo finire in rianimazione.
Chiudiamo la pagina della cronaca, la riapriremo ovviamente se arriveranno notizie dalle nostre redazioni o dal Veneto. Apriamo una pagina che va letta, studiata a fondo, perché abbiamo saputo, alcune indiscrezioni, abbiamo saputo che il governo, poi ancora tutto ben da definire, ha intenzione di eliminare molte restrizioni a partire da aprile, da maggio, via le mascherine, via il Green Pass. In molte situazioni cambieranno tante cose, tanti se lo aspettavano, però vediamo questo breve vademecum che abbiamo preparato per capire come avvicinarci a questa novità. Il 1° aprile termina l'obbligo di Super Green Pass sui luoghi di lavoro, sia per under che over 50. A chi ha superato questa soglia di età, sui luoghi di lavoro sarà richiesto soltanto il pass base. Resta comunque l'obbligo vaccinale fino al 15 giugno per la popolazione over 50, medici, insegnanti e forze dell'ordine. Stop al certificato verde sui bus e in generale sui mezzi di trasporto pubblico locale, dove proseguirà però l'obbligo di indossare la mascherina fino al 30 aprile. Resta l'obbligo di Green Pass per il trasporto a lunga percorrenza. Dal 1° aprile non sarà più necessario avere almeno il Green Pass base per entrare negli uffici pubblici, nei negozi, nelle banche, alle poste o dal tabaccaio. Anche nei ristoranti e bar all'aperto non sarà più prevista l'esibizione di alcun certificato. Dal 1° aprile decade ovunque il limite alle capienze nelle strutture all'aperto e dunque anche negli stadi, dove per accedervi sarà comunque richiesto il lasciapassare base, sarà possibile occupare il 100% dei posti. Stop anche alla quarantena da contatto con un caso positivo al Covid, anche per i non vaccinati. Dovrà restare in autoisolamento solo chi ha contratto il virus, mentre chiunque abbia avuto un contatto dovrà applicare il regime dell'autosorveglianza indossando la mascherina FFP2. Decade dunque la differenza tra vaccinati e non. Infine, l'ultima svolta. Dal 1° maggio termina l'obbligo del Green Pass ovunque, anche in ristoranti e bar al chiuso, centri benessere, sale gioco, discoteche, congressi ed eventi sportivi al chiuso. Sempre dal 1° maggio via l'obbligo delle mascherine in tutti i luoghi al chiuso, anche a scuola. Tante novità avete sentito, altre probabilmente ne arriveranno. Noi siamo già andati a sentire cosa ne pensano le persone, cosa ne pensate voi telespettatori, e la gioia di chi vede la fine di questa emergenza a portata di mano è davvero tanta. Da maggio basta mascherine, basta Green Pass, basta tutto. Può darsi, chissà che sia anche ora questa roba qua, perché mi sembra un po' prolungato il discorso. Lei o no? È ora. Abbiamo voglia di un po' di libertà. Perfetto, sono proprio contenta. Sì, Ci voleva? Non se ne poteva più. E chissà che duri più che altro. Magari ci vorrebbe. Sì, per tutto il disagio che c'è stato. Benissimo così. E finalmente era ora che togliessero tutta questa del Green Pass. Ho 3 vaccini e ho il Green Pass. Ieri sera non l'ho presentato, ho buttato via lo spritz. Gliel'hanno chiesto? Sì, mi rifiuto di darlo. E penso che sia arrivato il momento adesso che potrebbero tranquillamente toglierlo, vista la situazione che si sta creando. Abbiamo pensieri, penso, ben più importanti da risolvere che non il Green Pass in questo momento. Era ora e tutti hanno voglia, di ritornare come prima e possibilmente meglio di prima. A me non ho mai fatto problemi, dico, vabbè, anche il Green Pass non mi costa niente farlo vedere. Se io le va, pazienza, e se no io lo ridavo. Non le cambia molto? Non mi cambia niente, no. Bene, vuol dire che siamo positivi in senso buono. Okay. Ci voleva? Sì, ci voleva, almeno tira via un po' di angoscia o di ansia. E vai! Ce l'abbiamo fatta! Io già faccio pause. Dice che è impossibile? Impossibile. All'aperto già faccio pause. All'aperto. Fino a maggio c'è tempo per avere qualche altra stangata. Queste immagini arrivavano da Marostica, abbiamo sentito ovviamente le persone molto contente di questo passaggio. A Bassano invece, nel senso che ci spostiamo geograficamente di una manciata di chilometri, a Bassano i commercianti sono già pronti per ripartire dopo tutto quello che hanno subito in questi anni. Fine dello stato di emergenza, stop alle mascherine, prima all'aperto e poi anche al chiuso. Addio al Green Pass per gran parte delle attività. Il nuovo decreto del governo per la gestione della pandemia è arrivato come un fulmine a ciel sereno e i negozianti stanno studiando le carte per capire effettivamente cosa cambierà.
La notizia di questo decreto imminente ci ha lasciato abbastanza spiazzati e dobbiamo capire bene, leggendo tra le righe del testo, perché ormai gli ultimi 2 anni ci hanno insegnato che finché non è scritto nero su bianco con delle date, delle iniziative ben precise, noi restiamo sempre titubanti, però un bel segnale di ripresa sicuramente quello sì. Le ricadute saranno comunque importanti, a partire da quelle psicologiche. Avrà una ricaduta positiva sotto il profilo dei consumi, perché di questa situazione pandemica eravamo tutti estremamente stanchi. Ora significa che la situazione sta tornando alla normalità e sicuramente ci fa vedere il futuro con un po' più di ottimismo. Resta da capire se il tessuto commerciale bassanese sia pronto a questa ripartenza. Noi siamo pronti già dal primo post-lockdown, quindi noi siamo attrezzati, siamo pronti, abbiamo fatto tutte le disposizioni possibili e immaginabili che ci sono state chieste negli ultimi 2 anni e ora chiediamo solamente che si ritorni alla vita normale di tutti i giorni. Ritorno alla vita normale di tutti i giorni che è sperato anche dagli esercenti padovani. Abbiamo visto i negozianti in genere hanno subito parecchi danni, hanno vissuto parecchie difficoltà negli ultimi periodi e gli esercenti, i bar, i locali pubblici, i ristoranti sono stati addirittura flagellati dalle restrizioni, da quello che è accaduto negli ultimi 2 anni. A Padova si comincia già a fare i conti con quello che potrà accadere da qui in avanti. Dal punto di vista economico, questo venir meno dello stato di emergenza, sicuramente dal 1° di aprile non sarà più obbligatorio il Green Pass per il consumo in area esterna e si instillerà nelle persone un clima di maggiore fiducia, di maggiore propensione, almeno così ci si augura anche grazie all'aumento delle temperature, maggiore propensione a frequentare i locali, i bar, i ristoranti, le pizzerie e gli altri pubblici esercizi. Stimiamo che possa questo generare un aumento di fatturato che potrebbe, nella migliore delle ipotesi, arrivare fino a 300.000 euro al giorno. La fine dello stato di emergenza e delle restrizioni può portare ai 3.000 ristoratori e baristi padovani circa 300.000 euro al giorno in più nelle casse. Dato positivo, ma restano però delle perplessità, come ad esempio la necessaria revisione delle linee guida che in questi anni hanno molto limitato il lavoro. Da un lato abbiamo infatti la possibilità dal 1° di aprile di consumare all'aperto senza Green Pass e di poter tornare al 100% della capienza delle discoteche, dall'altro lato però abbiamo ancora una disparità di trattamento tra i clienti che vanno a mangiare al ristorante piuttosto che all'albergo, abbiamo una disparità tra clienti turisti che vengono dall'estero piuttosto che clienti residenti in Italia e abbiamo ancora un obbligo di Green Pass rafforzato per le consumazioni veloci al bancone del bar. Resta una richiesta che i rappresentanti della categoria fanno ai sindaci del territorio. Fino a fine anno torniamo a chiedere, come abbiamo già fatto alle amministrazioni comunali, di rendere disponibili gratuitamente gli spazi all'aperto per le attività di pubblico esercizio. Andiamo nella Marca trevigiana per sentire quali sono le reazioni del mondo produttivo, del mondo commerciale. È un decreto che stavamo aspettando, arriva un po' in ritardo, ma è il decreto giusto e crediamo e speriamo che questo possa farci ripartire più velocemente. Il Super Green Pass è uno strumento che sicuramente ci ha aiutato a lavorare negli ultimi mesi in cui la situazione pandemica era molto grave. Adesso però che la situazione sta migliorando, siamo contenti che venga finalmente tolto dal governo. È l'allentamento che chiedevano da tempo, per questo tra ristoratori e commercianti c'è soddisfazione per l'ok da parte dell'esecutivo alla fine dello stato di emergenza con tutto il suo corollario di restrizioni. Come sempre però il diavolo si nasconde nei dettagli e l'ultimo decreto non farebbe eccezione. L'unica perplessità che ci rimane dal nuovo decreto è la situazione dei turisti, per i quali sembra che non ci sarà l'obbligo del controllo già dal 1° di aprile, a differenza di quanto dovremo fare invece per gli italiani. Una nuova differenza che a quanto pare non si basa su una necessità sanitaria e che quindi probabilmente potrebbe essere completamente annullata togliendo l'obbligo del Super Green Pass anche tra i locali già dal 1° di aprile anche per gli italiani. Certo, nessuno canta vittoria perché finita o quasi un'emergenza ne restano tante altre. La CGIL condivide l'uscita graduale stabilita dal governo.
credo possa essere la modalità adeguata anche per far riprendere un po' di fiducia, per far riprendere un po' di fiato anche all'economia che in questo momento sta soffrendo anche di altri mali purtroppo molto peggiori del Covid. Il riferimento va ovviamente al caro bolletta. Noi stiamo vedendo un grande gioco della speculazione e questa deve essere la prima, questione che il governo deve affrontare per smantellarla. Ora noi facciamo una brevissima pausa pubblicitaria, state con noi, torniamo fra pochissimo. Buongiorno, bentornati al Focus TG, siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Chiudiamo la pagina destinata alle novità riguardanti il Green Pass, le mascherine, l'allentamento delle restrizioni che dovrebbe arrivare fra poche settimane. Apriamo una pagina un po' meno rassicurante, se così possiamo dire. Parliamo del caro bollette, dei rincari, dei venti di guerra che soffiano alle porte dell'Europa e di tutte le ricadute che stiamo vivendo quotidianamente anche in Veneto. Ad esempio c'è un'azienda che ha deciso di aiutare i propri dipendenti donando loro 1.000 euro, una tantum, proprio per affrontare il caro bollette. Vediamo. Il caro bollette e l'impennata dei prezzi carburante ha messo in gravi difficoltà imprese e famiglie. Così la storica azienda Garbellotto SPA ha deciso di aiutare i propri dipendenti. Il momento del caro vita è importante. Noi abbiamo sempre considerato la nostra una famiglia aziendale più che un'azienda familiare e quindi sfruttando il piano del welfare abbiamo deciso di dare un bonus di 1.000 euro ad ogni bottaio per aiutarli in questo momento chiaramente difficile. Il bonus verrà distribuito integralmente senza tassazione attraverso la nuova piattaforma di welfare aziendale. Il piano welfare che cosa vuol dire? Che questo bonus è dato tramite buoni carburante, buoni spesa, buoni per il corredo scolastico dei figli e tante altre cose, in modo tale che è detassato e ci ha permesso di dare un bonus che sia concreto, che sia tangibile. Un'iniziativa questa a favore dei dipendenti che va di pari passo con i progetti di sostenibilità dell'azienda, in un momento in cui molte imprese stanno chiudendo o sospendendo l'attività proprio a causa del rincaro energetico. Noi per fortuna abbiamo fatto un piano di sviluppo del nostro impianto fotovoltaico che ci permetterà di arrivare a luglio a una copertura quasi totale del nostro fabbisogno energetico e quindi ci permetterà insomma di superare il momento. Il mondo del vino e delle botti sta funzionando. In questo momento, ci spiega Garbellotto, non risentiamo della grave situazione della congiuntura geopolitica. Diversa la situazione per altri settori. Io credo che bisogna andare incontro alle imprese e alle famiglie. Voi immaginatevi banalmente l'IVA riferita a 122 su 200 diventa 44, quindi c'è un getto di IVA che è più che raddoppiato. Di conseguenza credo che il governo possa fare dei tagli e possa anche fare un piano di sviluppo energetico del paese che ci permetta di superare il momento nei prossimi a medio e anche a lungo periodo, perché l'Italia è uno stato manifatturiero e deve arrivare a una produzione di energia che sia consona per lo sviluppo di questo settore. C'è un altro settore, il cosiddetto primario, che sta vivendo momenti davvero difficili sia per i rincari che per le ricadute immediate di quello che sta accadendo nell'est europeo. È il settore, tra l'altro, dell'allevamento. L'Alta Padovana è una terra particolarmente impegnata da questo punto di vista e le scorte di mangime stanno finendo, gli allevatori lanciano un grido d'allarme. Le scorte che abbiamo ci permettono di andare avanti per circa un mese e mezzo. E dopodiché deve continuare ad esserci materia che entra, perché altrimenti dovremmo cominciare a diminuire il numero di capi presenti in stalla. Questo il grido d'allarme di uno dei 2.683 allevatori di bestiame padovani. Simone Baggio alleva Angus irlandese a Villa del Conte, nell'Alta Padovana, dove lavorano il 60% degli allevatori. Il quadro è drammatico. Fino a 3 settimane fa la metà del fabbisogno di mais, frumento, semola e crusca che servono per preparare i mangimi proveniva regolarmente sia dall'Ucraina che dall'Ungheria. Ora questo flusso si è interrotto.
Da qualche giorno, ha sottolineato la CIA di Padova in una nota, si sono bloccati anche gli approvvigionamenti dalla Serbia. Chiediamo solamente di avere un aiuto soprattutto con i paesi che appartengono alla comunità europea come l'Ungheria, che sblocchi il blocco, cioè che praticamente continui il flusso di merce in arrivo. Questo è il punto 1 per l'immediato. Le materie prime sono poche e il loro prezzo è aumentato anche del 60%. Il mais, ad esempio, al quintale è passato dai 28 euro dello scorso anno agli attuali 45, confermano i rappresentanti di categoria. Costi che inevitabilmente peseranno anche nelle tasche dei consumatori. Qua c'è stato un aumento, da un giorno all'altro di un 30-40%. E quindi sicuramente la produzione che verrà nel mese di aprile o maggio sicuramente dovrà essere aumentata, ma non solamente quella della carne, poi c'è anche il latte, poi ci sono tutti i prodotti agricoli, insomma, che si trovano normalmente nei supermercati o nelle macellerie. Mettiamo da parte per un attimo le richieste, le istanze del comparto, in questo caso primario del Veneto. Vediamo cosa stanno facendo invece le scuole per far sentire la propria voce contro la guerra. Comunque vada, è stato un successo, forza d'animo, spirito di solidarietà, voglia di dare un contributo, per quanto piccolo e locale, alla drammatica situazione internazionale. E così insegnanti e studenti dell'Istituto Fusinieri di Vicenza, 800 tra ragazzi e personale scolastico, raccolgono l'invito della dirigente provinciale e organizzano un flash mob, un gesto simbolico ma profondo. Una trentina di rappresentanti degli studenti formano in cortile con i loro corpi una frase: no war, no alla guerra, che è più forte di un semplice grido o di una raccolta di firme. La risposta entusiasta, sono stati contentissimi, fino a ieri sera hanno organizzato tramite i gruppi WhatsApp e anche noi docenti li abbiamo aiutato tutti quanti. È una settimana che proponiamo anche attività con l'ISPI, delle videoconferenze, e quindi insomma è una cosa che sentiamo molto perché vogliamo proprio ribadire il nostro no alla guerra. Ed è sempre importante ricordare anche magari la fortuna che abbiamo nel non essere in queste situazioni qua di guerra e aiutare invece chi ne ha bisogno. Ecco. Ci è sembrata un'iniziativa comunque molto corretta per sensibilizzare sul tema della pace, non solamente nell'ambito dell'Ucraina, ma in generale nel mondo, perché appunto c'è bisogno di pace. La guerra sta scuotendo le loro coscienze, i ragazzi vogliono sapere, chiedono del passato per sperare nel futuro e trasferiscono la discussione sulle bombe in Ucraina, sulla guerra vera e spietata, sulle vittime civili, su un popolo devastato, anche a casa con i loro genitori. E noi giovani nel nostro piccolo possiamo sempre fare la differenza sotto qualche punto di vista e è stata assolutamente una buona iniziativa a livello sociale anche nel territorio da parte della nostra scuola. E l'abbiamo fatto volentieri per mandare questo messaggio nel nostro piccolo al mondo. La voglia dei ragazzi di esserci e di farsi sentire non finisce qui. Nei prossimi giorni si raccoglieranno generi di prima necessità al Fusinieri e gli scatoloni verranno consegnati al punto di raccolta più vicino alla scuola, nella parrocchia di San Giuseppe, per dare anche un segno tangibile. Il flash mob è stato organizzato contemporaneamente anche in molte altre scuole vicentine. Ci sarà un progetto dove tutti i video di tutte le scuole provinciali uniranno questi video flash mob che si sono creati, per unirli e fare un video completo da dopo penso girare per tutta la regione Veneto. Ci sono i flash mob contro la guerra, ma la guerra continua e continuano anche gli arrivi di profughi, di persone in difficoltà dall'Ucraina. Ne sono arrivati ad esempio 46, i primi 46 nell'ex ospedale di Monselice nella Bassa Padovana. Venerdì ore 10 all'ex ospedale di Monselice si mette in moto la macchina dell'accoglienza dei profughi ucraini. Dal pullman scendono in 46. Non ci sono uomini adulti, ma mamme con figli di tutte le età, anche maggiorenni, donne giovani e meno giovani. Ci sono anche degli orfani, insieme alla direttrice della comunità che li ospitava vicino Kiev. A tutti subito il tampone. Verificato l'esito negativo del tampone, vengono poi registrati in entrata nel lab da parte della GESCI e a quel punto possono entrare nella struttura e naturalmente finalmente riposarsi un po', perché hanno fatto un viaggio di 30 ore
senza soste. I passaporti sono scritti in cirillico. A facilitare le comunicazioni con gli italiani, un gruppo di uomini e donne originari di Ucraina, Moldavia, Bielorussia e perfino Russia che vivono nel Monselicense. Mobilitata anche la protezione civile, anche di altri comuni, i carabinieri in congedo, la Croce Rossa, le parrocchie e ovviamente l'ULSS 6. L'ospedale sarà la loro casa per quanto tempo, Sindaco? Allora, questo non lo sappiamo per quanto sarà la loro casa, però abbiamo cercato di preparare tutto in maniera che sia come una casa accogliente davvero, il più possibile, grazie anche alle associazioni di volontariato che operano nel territorio. Dovrebbero rimanere dai 2-3 fino ai 6-7 giorni, però questo non è certo per il momento, ecco, non sappiamo ancora. Agli ucraini viene poi rilasciata la tessera sanitaria provvisoria per usufruire dei servizi urgenti. Chi volesse donare beni vada sul sito internet del comune, ci sono tutte le informazioni. La raccolta avviene nelle parrocchie. Poi ci sono le storie. Quella di Vittorio da Due Ville, Vicenza, che dice è venuto a prendere la sua bambina ucraina. La bambina oggi ha 19 anni, ma a casa della sua famiglia va e viene da quando era piccola. Lei lo chiama papà e i suoi figli la chiamano sorella. Vittorio la porterà al sicuro dalla guerra. Impossibile un'intervista. Vittorio è il veneto che fa del bene nel silenzio. Abbiamo altre notizie su questo tema, ma le vediamo dopo la pausa pubblicitaria. State con noi, torniamo fra pochissimo. Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG. Siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Andiamo avanti col tema dei rapporti fra il Veneto e le zone interessate dalla guerra. È partita una raccolta di farmaci per l'Ucraina proprio nel veneziano. Questo è un disinfettante, queste sono delle gazze, che sono tachipirina, il paracetamolo, i dolori. Signora, ha deciso anche lei di donare? Certo, bisogna. Se fossi io al posto loro, cosa farei? Inizia oggi nelle farmacie Pizzini la raccolta di farmaci da portare in Ucraina. Un'idea nata in collaborazione con l'associazione Buongiorno Marghera, perché ognuno nel suo piccolo possa dare il proprio contributo. Ho deciso appunto assieme, poi ragionando con i miei colleghi del direttivo, di lanciare questa iniziativa per raccogliere questi farmaci e poter aiutare sia le comunità ucraine presenti nel nostro territorio e appunto anche i cittadini ucraini nel loro territorio martirato dalla guerra. In tutte le 3 farmacie, quindi qui alle catene, all'autostrada e ai Due Angeli, per raccogliere tutto quello che a livello di medicazioni, lacci emostatici, tutto quello che può servire per mandare in Ucraina un vero segnale dal nostro territorio. Se le persone hanno a casa qualcosa che vogliono donare a livello proprio di medicinali, di medicazione, oppure possono insieme ai nostri operatori, ai nostri farmacisti, venire qui in farmacia, acquistarlo e metterlo direttamente in queste bellissime scatole, e poi tutte le sere verranno sigillate e partiranno per l'Ucraina. Nel sito di Buongiorno Marghera è a disposizione un elenco con i farmaci indicati. Medicazione, cerotti, garze, pomate, tutto quello che è, diciamo, che si può vendere a banco senza il bisogno di prescrizione medica. Per cortesia, che possa mettere a disposizione di questa farmacia i farmaci, perché c'è bisogno di tutto, dalla mamma che allatta al bambino che si fa male, all'uomo che va in guerra. Quindi non c'è una discriminazione di genere, ma c'è bisogno veramente di tutto. Restiamo a Venezia, dove potrebbe, quasi certamente mancherà il turismo russo nelle imminenti vacanze, festività. Poi anche più avanti non si sa cosa accadrà e quindi gli operatori sono molto preoccupati. Un Natale che è nato nel pieno dell'epidemia di coronavirus, e quindi un Natale assolutamente infelice. La Pasqua rischia di essere simile. Purtroppo questo conflitto internazionale, questa terribile aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina ha creato una gravissima situazione internazionale, ma anche economica. Lo leggiamo sui giornali tutti i giorni, ma dobbiamo renderci conto che per il turismo è ancora peggio, perché oltre ai danni che tutti noi come cittadini, come imprese si
ci portiamo a casa, i danni in termini di aumento dei costi e via dicendo, e ci sono poi i danni di mancati flussi. Gli albergatori veneziani stanno seguendo attentamente la situazione della guerra in Ucraina e mettono già in guardia il mondo dell'imprenditoria veneziana. I russi, che arrivavano a Venezia prima del Covid, inoltre fanno parte di una categoria di clientela molto alto spendente. Questa guerra farà sì che, ad esempio, il turista russo non giunga più nelle città d'arte. In particolare Venezia aveva un 2% di turisti russi, il 2,1%, però essendo turisti altospendenti in realtà possiamo parlare tranquillamente di un 3,5-4% del fatturato turistico della città, e quindi una perdita importante che va a aggiungersi quella del mercato cinese, che da tempo non si vede, e va a aggiungersi anche quella probabile del mercato americano. La prima preoccupazione del direttore Claudio Scarpa però non è ovviamente legata ai bilanci delle aziende, ma alle vite umane in pericolo sotto le bombe. È evidente che la prima preoccupazione è per il popolo ucraino, e come associazione abbiamo dato ordine agli albergatori di essere generosi, di aderire alla campagna che sta facendo il Comune di Venezia in favore delle popolazioni dell'Ucraina. Passiamo adesso al Covid, all'emergenza coronavirus, perché nonostante siano in arrivo allentamenti delle restrizioni che abbiamo visto fin qui, i dati ci danno qualche impressione un po' diversa. Li vediamo con la regia di Fabio Verin. Questi sono i dati di questa mattina, sono appena arrivati. Allora, vediamo che sono 6.831 le nuove positività e sono 5.600 in più rispetto alla giornata di ieri, e portano a 65.378 il numero delle persone attualmente positive in Veneto. Anche questo è un numero che aumenta di circa 4-5.000 unità in un solo giorno. Vuol dire che il Covid sta rialzando la testa. Secondo alcune fonti si tratterebbe di un inizio di una nuova ondata, ma naturalmente sono tutte poi situazioni che vanno verificate da parte di chi si sta occupando della gestione dell'emergenza. Noi vi diamo i dati, li confrontiamo con quelli di giorni scorsi. Sono 1.414.989 le persone positive dall'inizio del coronavirus in Veneto. Scendiamo nella seconda parte di questa tabella, che è quella che ci mostra la situazione negli ospedali. Vediamo, questi sono tutti gli ospedali del Veneto, ed ecco i dati. Allora, sono presenti in Veneto 731 persone ricoverate in area non critica, di cui 414 ancora positive, 317 che si sono negativizzate. Sono 60 le persone ricoverate in terapia intensiva, di cui 28 ancora positive al Covid, 32 che si sono negativizzate. Vediamo la differenza rispetto a ieri. Sono 18 persone in meno in area non critica. Questa è una buona situazione, perché vuol dire che c'è un allentamento da parte della morsa del Covid sull'area non critica. Però purtroppo le terapie intensive non diminuiscono in modo sensibile, anzi aumentano di 2 unità. C'è un bilancio positivo di 2 unità, e questo non è una buona notizia. I decessi stanno calando rispetto a qualche giorno fa, ma sono ancora presenti, ci sono ancora persone che perdono la vita a causa del Covid nella nostra regione. Vedremo nei prossimi giorni, vedremo la settimana prossima che cosa accadrà. Adesso continuiamo a parlare di Covid, perché ieri era la giornata nazionale dedicata a chi ha perso la vita a causa del coronavirus. Sono stati ricordati gli oltre 2.500 vicentini scomparsi. 18 marzo 2020. Questa data è scolpita nella memoria degli italiani con le immagini della colonna di camion militari a Bergamo che trasportavano bare delle vittime del coronavirus, talmente numerose da dover essere cremate nei cimiteri di molte città d'Italia, tra cui anche Vicenza. Un tributo così alto di persone nel giro di poco tempo che ha convinto il Presidente della Repubblica Mattarella a istituire in quella data la giornata nazionale delle vittime del Covid. È triste, è brutta e cos'altro. Si spera che in un futuro non succedano mai queste cose. Io non sono venuta qui, ho visto la televisione perché faceva impressione guardare questi camion. Per l'amor del cielo. Il sindaco di Vicenza, come allora attese le salme sui camion, oggi si è fermato per un minuto di silenzio di fronte al tricolore per onorare le oltre 2.545 vittime vicentine, una data che racchiude il dolore dell'intera comunità. Abbiamo visto questi camion che portavano via una cosa impressionante, diciamo, ecco.
Che riflessioni secondo lei bisogna fare una giornata così per non dimenticare, è giusto? Beh, è giusto ricordare. Brutto momento, ecco, sì. Senz'altro bisogna ricordare in maniera consapevole, nel senso che anche le persone che devono vaccinarsi o che non sono state vaccinate mi fanno pensare, perché c'è un senso civico che dovrebbe essere condiviso, e se non ci si vaccina per se stessi, oppure ci si vaccina per se stessi, ma bisognerebbe vaccinarsi anche per gli altri. Una giornata triste sicuramente, e resterà sempre nella mente a vedere arrivare questi camion con queste salme. Ecco, poi è giusto continuare a ricordare. Certo, penso proprio di sì, sia il caso. Sì, quello sì, anzi quasi quasi se fossi in Mattarella farei una bandiera apposta, una medaglia apposta, soltanto oltre alle vittime, ma anche tutti gli infermieri che sono morti per aiutare la gente. Se fosse Mattarella quasi quasi farei una speciale bandiera con una medaglia solo per infermieri, quelle cose lì, ecco. Soltanto per ricordare loro. Chiudiamo anche questo doloroso capitolo, questa pagina, e andiamo invece sui Colli Euganei, dove si parla sempre più spesso di candidatura UNESCO. La candidatura dei Colli Euganei a riserva della biosfera UNESCO si rafforza. La Fondazione Cariparo e la Regione Veneto hanno fatto avere all'ente parco un contributo finanziario per sostenere l'operazione, rispettivamente di 100.000 e 20.000 euro. Abbiamo già il precedente positivo del Parco Delta del Po, che abbiamo sostenuto nella candidatura UNESCO MAB. Siamo convinti che anche qui avremo successo grazie al coinvolgimento che già vedo attivo di tutte le istituzioni, di tutta la comunità. Il progetto per se stesso è importante, anche perché attiva appunto un coinvolgimento che è comunque positivo. Potrebbero essere i progetti futuri, avere una visione molto proiettata nel futuro di quello che potrebbe essere il territorio stesso, le persone qui vivono, le attività che hanno sede qui. I Colli Euganei hanno molto da dare, è un ambiente bellissimo dove vivere, dove ricrearsi. E veramente farlo conoscere al di fuori del Veneto è una cosa che porta sicuramente un benessere a tutti. A giugno di quest'anno si concluderà la prima fase dell'iter procedurale. I 15 comuni all'interno del territorio stanno completando le delibere. Patrimonio UNESCO non vorrà dire più vincoli, ma avere carte in più da giocare. Può portare veramente uno sviluppo delle opportunità sotto l'aspetto turistico ed economico, ed è questo l'importante. L'affisso MAB UNESCO Biosfera ti dà la possibilità di entrare su alcuni settori di carattere turistico che ti possono veramente aprire quelli che sono gli scenari più importanti, non solo dell'Italia ma soprattutto a livello europeo e mondiale. Restiamo in zona perché la maratona di Padova va a braccetto con i cicli di affreschi della città. Padova Marathon, Padova Urbs Picta, due declinazioni che hanno reso famosa la città, che si uniscono per il primo grande evento dall'inizio della pandemia. Il 24 aprile torna la maratona insieme alle stracittadine non competitive. Quest'anno, in occasione del riconoscimento UNESCO ottenuto nel 2021, verrà coinvolto l'intero sistema Padova all'insegna dello slogan Running to Art. Un evento che vuole essere segnale di speranza e di ripartenza dopo i 2 anni difficili della pandemia che hanno cancellato manifestazioni sportive e culturali. Maratona, mezza maratona, 10, 5, quindi tutti assieme abbiamo voluto fare veramente un sistema che possa consentire alla nostra città di finalmente festeggiare. Torna la maratona classica di 42 km con il circuito che parte dallo Stadio Euganeo, attraversa Rubano, Selvazzano, Teolo e Abano e arriva in Prato della Valle. Poi c'è la mezza maratona di 21 km che parte dalle Terme e soprattutto tornano le stracittadine di 12, 5 e 1 chilometro. Le partenze saranno scaglionate per coinvolgere al meglio atleti e podisti. La prevendita dei pettorali per le 3 corse non competitive è disponibile dal 26 marzo nei supermercati Ali, ma la novità più grande sarà la maratona della cultura, perché dal 22 al 25 aprile l'assessorato alla cultura di Padova ha autorizzato l'ingresso gratuito nei musei per gli atleti. Tutti coloro che aderiscono alla maratona avranno la possibilità di entrare gratuitamente in Palazzo della Ragione, al Museo degli Eremitani, ma soprattutto
soprattutto l'evento sarà brandizzato, come dire, la Maratona di Padova è uno strumento con cui viene raccontato al mondo che la Urbs Picta è uno degli elementi costitutivi dell'identità anche sportiva della nostra città. Immancabile poi la parte della solidarietà con le associazioni affiliate alla corsa a cui è possibile donare. Oggi è San Giuseppe, non è solo la festa del papà, è anche l'inizio della stagione dell'asparago bianco di Bassano DOP, stagione che va tradizionalmente da San Giuseppe a Sant'Antonio e insomma le primizie sono già arrivate. Da un simbolo di Bassano a un altro simbolo di Bassano, dal rosso del ponte al bianco dell'asparago bianco di Bassano DOP, un prodotto che tradizionalmente si trova da San Giuseppe a Sant'Antonio, un prodotto che quest'anno, con tutte le novità che stanno arrivando e con la situazione che abbiamo vissuto, sa proprio di rinascimento. A Bassano proprio inizia la primavera ed è accompagnata da questo prodotto agricolo che è il principe della nostra agricoltura, ossia l'asparago bianco. Tutte le famiglie nel bassanese iniziano la stagione della primavera proprio assaggiando questo magnifico prodotto e noi produttori ce la mettiamo tutto per intanto garantire il prodotto a tutti quanti lo richiedono e anche agli amici ristoratori. E sono proprio i ristoratori bassanesi a promuovere con un menù dedicato a base di asparagi fra San Giuseppe e Sant'Antonio la primizia del territorio. Oggi inizia proprio la stagione, quella più importante per la ristorazione bassanese e quest'anno è proprio l'insegna della sostenibilità. L'asparago infatti è uno di quei prodotti che non potranno subire gli aumenti delle materie prime perché ovviamente i costi di trasporto sono rimasti gli stessi e quindi tutta la filiera è proprio naturale, quindi in questo caso la natura ci ha dato una grossa mano. Inizia la stagione dell'asparago bianco DOP di Bassano, non solo cultura, non solo convivialità, ma anche un volano per l'economia del territorio. Assolutamente, ci auguriamo proprio che sia così. Dopo 2 anni molto difficili speriamo proprio che sia letteralmente una nuova stagione che coincide con l'inizio della primavera e speriamo porti veramente lavoro e soddisfazione nella nostra, comunque per i nostri commercianti fortemente provati. Chiudiamo con una novità culturale che possiamo vedere con la regia di Fabio Verin, il famoso mappamondo di Fra Mauro, uno dei più affascinanti prodotti cartografici della storia dell'umanità, quattrocentesco, conservato alla Biblioteca Nazionale Marciana di Venezia, è da oggi visitabile online, si può scorrere, guardare, approfondire e lo mettiamo qui alla fine del nostro telegiornale legato all'asparago per il semplice motivo, oltre alle tante altre cose, che Fra Mauro scrisse nel suo mappamondo sulla parte riguardante la Norvegia che in questa provincia già scorse messer Piero Querini, come è noto. Piero Querini, come è noto, è stato lo scopritore del baccalà, dello stoccafisso che arriva dalle Lofoten in Veneto. Il Veneto è il primo importatore di stoccafisso al mondo e metterlo vicino agli asparagi ci racconta la storia e la cultura di un territorio che da tanti anni produce cose davvero buone. Naturalmente vi invitiamo ad andare a vedere questo mappamondo online, non solo per la curiosità di messer Piero Querini che portò in Veneto il baccalà, ma per tutte le altre incredibili informazioni che contiene. Questa era l'ultima notizia del nostro telegiornale, vi ringraziamo per essere stati con noi, ringraziamo Fabio Verin per la regia, ringraziamo tutti i colleghi che ci hanno permesso di portare nelle vostre case tutte le notizie dal Veneto. Vi invitiamo a seguire i telegiornali di questa sera, TG Bassano, TG Vicenza, per tutto il resto vi auguriamo un buon pomeriggio.